Interessante turno infrasettimanale del campionato di eccellenza Girone A, dove si gioca la penultima giornata della regular season che anticipa i playoff nei triangolari tra le prime sei squadre classificate. Attualmente l'Akragas si ritrova in terza posizione, ma ha la ghiotta occasione di conquistare la seconda posizione assoluta. Oggi pomeriggio, infatti, la compagine dei Templi affronta fuori casa l'Oratorio Marineo, che sembra essere già fuori dai giochi, ma attenzione perché l'orgoglio dei palermitani potrebbe causare un brutto scherzo. Per i ragazzi di Francesco Di Gaetano è severamente proibito sbagliare, anche perché è in programma lo scontro diretto tra le due attuali prima e seconda in classifica, vale a dire Mazzara e San Cataldese, il cui risultato potrebbe aprire nuovi scenari di classifica generale. L'Akragas, per come ha dichiarato lo stesso tecnico biancazzurro, è ben intenzionato a schierare la migliore formazione possibile, anche in previsione della prossima partita casalinga del Seneto con il Mazzara dei giovani. A dirigere la gara Oratorio Sancire Giorgio Akragas è stato chiamato Ruggero Alessi di Palermo, che verrà coadiuvato da Vito De Luca e dalla signorina Jenny Schillaci, entrambi di Palermo. Per quanto riguarda gli altri incontri, Mazzara San Cataldese è stata affidata ad Alberto Monfuletto di Bra, della provincia di Cuneo, Don Carlo Misilmeri Canicattì a Cosimo Papi di Prato, mentre Cus Palermo Nissa a Giuseppe Asaro di Marsala, mentre Marsala Folgore è stata affidata a Nicolò Logaglio di Trapani. Tutte le gare si giocheranno a porte chiuse ed avranno inizio alle ore 16:30. Ed ora spazio alle interviste con il tecnico dell'Akragas Francesco Di Gaetano e del difensore Giuseppe Ferrante. Sì, abbiamo avuto poco tempo per prepararla perché comunque essendo un infrasettimanale c'hai davvero poco tempo. Non si può provare tanto, quindi dobbiamo essere bravi soprattutto nell'approccio. Dal punto di vista tattico li abbiamo guardati, li abbiamo studiati, quindi ci aspettiamo comunque una squadra che venendo da una vittoria magari vuole continuare a fare bene e mettere qualche punto in più in classifica. Quindi sappiamo che non sarà una passeggiata sicuramente. Domani farai turnover? No, perché appunto sappiamo che andiamo a incontrare una squadra che ci tiene tanto a fare bella figura e quindi dobbiamo cercare di mettere la miglior formazione possibile per cercare di vincere la partita. Il triangolare è vicinissimo, l'Akragas punta a quale posto in classifica? Il secondo? Ma il secondo se arriva è ben accetto, ma qualora non dovesse arrivare ci dobbiamo attrezzare mentalmente soprattutto per affrontare chiunque, dovunque e fare sempre la nostra partita. Mi aspetto una gara come tutte le altre, tralasciando il fatto che sono automaticamente fuori dai playoff, però ciò non significa che li dobbiamo sottovalutare, quindi cercheremo fin dall'inizio di sbloccarla e cercare di portare i 3 punti a casa. Che bilancio possiamo tracciare finora di questo campionato dell'Akragas nuova fase? Inizialmente siamo partiti un po' con le gambe pesanti, visto la piccola preparazione, però ora stiamo smaltendo il lavoro che abbiamo fatto e stiamo andando, diciamo, alla grande. L'Akragas punta al secondo posto? Per i triangolari ovviamente. Noi cerchiamo di vincerle tutte, poi quello che viene ci prendiamo.